Ciao a tutti! Allora, eccoci con la seconda lezione. Oggi facciamo un semplice esercizio che ci permette di familiarizzare con lo spostamento del peso, che è una cosa fondamentale per le forme di Tai Chi e per gli esercizi. Quindi partiamo dalla posizione che abbiamo visto, della respirazione, quindi piedi distanti come le spalle, posizione seduta, spalle rilassate, la testa in posizione naturale con il mento leggermente abbassato. Partiamo, molto spesso con il Tai Chi si usa immaginare un pallone che teniamo tra le mani, un pallone grande, sempre come la solita distanza tra le spalle, lo teniamo davanti a noi all'altezza delle spalle, con il braccio morbido, né troppo vicino né troppo lontano, una posizione comoda, morbida. Il primo esercizio che facciamo è spostare il nostro peso, che adesso è distribuito su tutte e due le gambe, da una gamba e avviciniamo il piede e poi torniamo al peso distribuito metà e metà. Nello stesso tempo spostiamo il nostro pallone dallo stesso lato della gamba. Per farlo lo facciamo dondolare in questo modo, quindi portando la mano destra in alto e la mano sinistra sotto per reggere il pallone, mentre spostiamo il peso del corpo. Quindi da centro sposto il peso, sposto il pallone e avvicino il piede. Poi ritorno al centro e il mio pallone ritorna davanti a me. Stessa cosa dall'altra parte, la mente e ritorno. Abbiniamo la respirazione. Inspiro, espiro dalla bocca. Inspiro, espiro. Vi ricordo di tenere le spalle rilassate. Inspiro, pallone destra, peso a destra, mano destra sopra. Espiro. Inspiro, espiro. Questo esercizio va fatto molte volte, sempre più lento possibile, in modo da rinforzare la muscolatura delle gambe e ci permette di controllare lo spostamento del peso. Per adesso abbiamo finito e ci vediamo col prossimo video. Ciao!